Eccoci nel nostro spazio con lo SPCGL, questa volta parliamo di 14ª. La 14ª si riceve nel periodo estivo, in modo particolare faremo il punto della situazione con la della segreteria di Vicenza, Maria Pistorello, ben ritrovata. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, buonasera. Arriva la 14ª, quando è che arriva e che cos'è sostanzialmente? Per chi è? Perché non tutti pensino di giovare di questo beneficio, per carità, non sono persone molto benestanti, vero, quelli che possono giovarne? Sì, perché la 14ª viene data ai pensionati che hanno al massimo 1.200 euro di pensioni lorde, di pensione lorda mensile, ma siccome so che è molto importante dire invece a chi ci ascolta qual è il netto, e allora 1.200 euro lorde di pensione mensile corrispondono a 1.030 euro netti. Quindi sempre bravissima, che precisa questo, aiuta i nostri telespettatori. Sì, perché poi quindi alla fine sui 1.000 euro circa, ecco, poco più 14. di 1.000 euro mensili danno diritto ad avere la 14ª mensilità, che viene pagata proprio con la mensilità di luglio. Quindi il 1° luglio i pensionati e le pensionate su quanto gli è dovuto si troveranno anche il pagamento della 14ª. Il reddito a cui vediamo fare... la slide, infatti, sì, per capire di che cosa si tratta. Cominciamo un po' con calma, esattamente. Intanto ricordiamo come sono nate. La 14ª è nata dal fatto di dare un risarcimento ai pensionati, perché il sistema di rivalutazione della pensione, così come è messo in essere, non garantisce le pensioni nel tempo dalla perdita del loro potere d'acquisto. Quindi ricordo che è stato introdotto da una legge dell'agosto del 2007, che poi è entrata in vigore nel 2008, quindi la 14ª viene pagata dal 1° luglio del 2008. Successivamente, grazie all'impegno dei sindacati, in particolare il nostro, il sindacato pensionati CGIL, è stata estesa la platea dei beneficiari ed è stato aumentato l'importo. Mentre prima si faceva riferimento alle pensioni che all'epoca erano una volta e mezza il trattamento minimo, all'epoca erano circa 750 euro mensili, adesso grazie insomma a questa rivendicazione fatta dal nostro sindacato, tra gli altri, si è arrivati a dare la 14ª fino a 2 volte il trattamento minimo, che quest'anno, lo ricordo ancora una volta, è per coloro che prendono 1.030 euro mensili netti. Naturalmente non devono avere altri redditi aggiuntivi, il reddito deve essere soltanto quello. Ma si parla di ISEE oppure no? No, si parla di reddito, non di ISEE, si parla di reddito. Quindi... E il 64esimo anno di età? Allora sì, esatto, il diritto scatta con il 64esimo anno di età, se una pensionata compie gli anni nel corso, insomma non ha i 64 anni ma li compie entro quest'anno, ha diritto a una parte di 14ª, che allora non gli viene data a luglio ma gli viene data a dicembre. Cioè una parte vuol dire che comunque non la riceverà tutta? No, perché scatta da quando compie i 64 anni, quindi se li compie a giugno avrà diritto a metà 14ª. Se possiamo andare avanti. Vediamo la slide successiva, infatti. Sì, anche la slide successiva, così ci possono seguire anche meglio. Ecco, anche coloro che hanno la pensione di reversibilità possono avere diritto alla 14ª. In questo caso i contributi da tenere in considerazione, parliamo di contributi perché dopo nella tabella dopo vedremo che l'importo della 14ª varia secondo quanti anni di contributi si hanno, e per chi ha la pensione di reversibilità i contributi vengono considerati calcolati al 60%. Possiamo vedere già la diapositiva successiva, la slide successiva.
Quindi anche a chi ha la pensione di reversibilità, questo è importante. Spetta anche a loro. Allora, il pagamento viene effettuato d'ufficio sulla base dei redditi degli anni precedenti. Quindi non deve essere richiesta. Sì, attenzione però, perché noi ci occupiamo anche di cosiddetti diritti inespressi, cioè aumenti di pensione che il sindacato matura nel tempo, il pensionato matura nel tempo, ma che l'INPS non ti riconosce automaticamente, ma ti vengono pagati solo se tu fai una specifica domanda. La 14ª invece l'INPS la riconosce automaticamente, ma succede purtroppo, e noi ce ne siamo proprio resi conto perché poi i pensionati si rivolgono da noi, succede che l'INPS per non si sa quale motivo esattamente non paga il dovuto, quindi mi raccomando a chi ci sta ascoltando, se siete dentro questo reddito che vi ho detto e non avete ricevuto la 14ª, venite nelle nostre sedi che facciamo un controllo e cerchiamo di capire come mai, e se è una mancanza dell'INPS procediamo a fare la ricostituzione della pensione e a fare la domanda per che venga pagata. Quindi ci possono essere a volte dei problemi, si risanano in qualche modo, si pone rimedio, però dovete attivarvi, dovete rivolgervi al sindacato della SPCGL, quindi in questo caso qui. Allora, qui dite, appunto sempre facendo riferimento alla slide precedente, che riassume un po' il tutto, che si considerano tutti i redditi. Certo, tutti i redditi assoggettabili o esenti da IRPEF, esclusi quello della casa di abitazione, quindi non vi preoccupate se avete la casa di abitazione, perché non fa conto come reddito, non si considerano come reddito gli arretrati, nemmeno i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, insomma è quasi in estinzione, i trattamenti di famiglia e le indennità di accompagnamento. Che è l'altra questione. L'altra cosa importantissima da tenere presente è che il reddito del coniuge non viene considerato, perché allora all'epoca la nostra rivendicazione si puntò molto su questo aspetto, perché ogni volta che si dava qualche beneficio alle pensioni, comunque sia le donne rimanevano escluse, perché poi se univi, calcolavi assieme al reddito della persona anche il reddito del coniuge, molto spesso le donne con una pensione bassa venivano escluse da qualsiasi beneficio. Ricordo che quindi non viene considerato il reddito del coniuge, ma solo ed esclusivamente il reddito personale di chi fa la domanda. L'altra cosa importante da tenere presente, noi sappiamo che oltre a trattamenti previdenziali, che sono quelli che si hanno perché si sono versati dei contributi, e quindi vuol dire che questo pensionato ha lavorato e il frutto del suo lavoro poi è diventata una pensione previdenziale, non viene invece data la 14ª a chi ha un trattamento assistenziale. Una volta si chiamavano le pensioni sociali, adesso si chiamano gli assegni sociali, quindi per chi ha uno di questi trattamenti, a chi ha questo tipo di trattamento che è solo assistenziale, non è previdenziale, non è cioè frutto di contributi versati, cioè da lavoro, non viene data la 14ª. Quindi facciamo l'esempio, la classica signora che per tanti anni ha fatto la casalinga, ha aiutato a casa eccetera, quindi ha la famosa pensione minima, pensione sociale, quella che si chiama pensione sociale, che rientrerebbe nei 500. Sì, rientra nelle cifre che abbiamo detto, ma non ha diritto. Mentre ne hanno diritto coloro che hanno la pensione, ripeto, previdenziale, ma anche i titolari di pensione di reversibilità. Perfetto. Caratteristiche di questa 14ª, quali sono? Sì, allora, vediamo anche la slide. Ecco, l'onere finanziario, questo è uno di quei provvedimenti dei quali noi andiamo fieri, perché è un provvedimento cosiddetto strutturale. Non è che ogni anno si devono fare i calcoli per vedere se nella finanziaria ci sono o non ci sono i finanziamenti per dare la 14ª, quindi noi l'abbiamo ottenuta nel 2007, poi 10 anni dopo è stata aumentata, ma lo stanziamento è obbligatorio da parte dello Stato. L'importo è fisso.
ed è soggetto, però il limite di reddito è soggetto ogni anno a quello che è l'aumento della pensione in base all'inflazione. Non costituisce reddito, perché delle volte capita, no? Aggiungi al tuo reddito quello magari della 14ª e ti scatta, non so, tassi in più. No, perché non è soggetto, la 14ª non è soggetta a nessun, non costituisce reddito e quindi non produce tasse. È proprio un importo pulito. Ho capito, perfetto. Quindi non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali esatto. e assistenziali, quindi questa è un'altra cosa importante, e neanche soggetta a tasse, non è soggetta che questa è l'altra cosa importante. Esatto. Questa è la caratteristica principale. Poi ritorniamo al calcolo del reddito. Ecco qui. Allora andiamo alla tabella, che così vediamo quanto arriva. Allora, per chi ha un reddito, allora dicevamo, no? Un reddito fino a 800, guardate, io ho fatto il calcolo, il reddito mensile lordo sarebbe di 900 euro, ma netto è intorno agli 830 euro di pensione, stiamo parlando. Può variare l'importo della 14ª da 437 euro o fino a 655. Perché? Perché contano gli anni di contribuzione che sono serviti per avere quel tipo di pensione. Quindi fino a 15 anni se il lavoratore era un lavoratore dipendente, fino a 15 anni di contributi, si ha diritto a un importo di 437 euro. Per i lavoratori autonomi si calcolano 3 anni in più, quindi fino a 18 anni di contribuzione, 437 euro di 14ª. Dai 15 anni ai 25 anni di contribuzione per quanto riguarda gli ex lavoratori dipendenti, 546 euro, e invece sempre per i lavoratori autonomi i 3 anni in più, dai 18 ai 28 anni di contribuzione. Poi c'è l'aliquota, l'importo più alto, che sono 655 euro, vengono riconosciuti a quei lavoratori dipendenti che hanno versato più di 25 anni di contributi e, se autonomi, hanno versato più di 28 anni di contributi. Questa, diciamo, è la fascia di pensioni che nette intorno agli 830 euro, esatto, al massimo, quindi massimo. Potrebbe essere una pensione più bassa e ha diritto a questo tipo di importo. Ha citato che è una cosa importante anche per la pensione diretta principale da lavoro autonomo. Sì, Perché, esatto. Questo è significativo, Sì. Perché per tanti invece pensavano che fosse solo per lavoro dipendente. Assolutamente Invece no, i contributi, l'importante è che la pensione sia previdenziale, ottenuta con i versamenti che possono essere stati fatti sia da un lavoratore dipendente che da un lavoratore autonomo, sono equiparati come diritto, però gli anni di contribuzione variano. Per il lavoro autonomo sono stati aggiunti questi 3 anni in più. La stessa cosa rimane anche per quanto riguarda invece il reddito più alto, però è solo una cosa che sì. nella fascia intermedia tra il minimo e il massimo c'è la 14ª ridotta. Sì, poi diciamo che vengono salvaguardati quei pensionati che hanno la pensione al limite, no? Che magari supera di poco l'importo che noi vediamo, no? Il massimo, certo, che dicevo, ma se lo supera di poco ha comunque diritto ad una parte di 14ª, quindi sì, si chiama norma di salvaguardia in questo caso qua. Rapidamente, che siamo in chiusura. Bene, allora vediamo l'ultima slide. Qui ci sono invece gli importi per coloro che hanno, vi dicevo, i 1030 circa euro mensili netti, e anche qua però abbiamo un importo più ridotto. Come vediamo andiamo dai 336 euro al massimo di 504 euro che si possono trovare come 14ª nella rata di pensione qua di luglio, la prossima. Certo. Anche qua però valgono gli stessi anni contributivi, quindi fino a 15 anni o fino a 18 per lavoro autonomo 336 euro, da 15 a 25 se
lavoratore dipendente o da 18 a 28 420 euro, e oltre i 25 anni di contribuzione se lavoratore dipendente o oltre i 28 anni se ex lavoratore autonomo, perché stiamo parlando di pensionati, 504 euro. Quindi allora una 14ª ridotta per chi ha, diciamo, ha percepito di più, insomma, sostanzialmente. Esattamente. Comunque qualcosina si prende, questo è importante. Sì, si prende. Facciamo vedere, sì. ecco qua, che se avete dei dubbi, delle perplessità, contattate le sedi dello SPI-CGIL, comunque fate bene anche a chiamare noi tanto dopo indirizziamo sempre alla segreteria che vi ricontatta. Questo è tutto, Maria Pistorello, sì, quindi questo certo. capitolo l'abbiamo chiuso. L'importante era sottolineare che avete l'opportunità e la possibilità, verificate se rientrate nelle categorie, se vi arriva, se ci sono dei problemi, può succedere, rivolgetevi, fatevi ricalcolare anche tutti i vostri diritti, certo. anche eventualmente inespressi, allo SPI-CGIL. Grazie alla nostra ospite, esperta ormai, grazie a voi, ci vediamo dopo la pubblicità per continuare le nostre interviste, tra poco. Alla prossima.